Oggi dalla OP di Trapani e Isolegadi sono arrivati dei meravigliosi tonnetti, palamiti, anzi più esattamente, tonnetti è la famiglia con cui generalmente vengono chiamati questi pesci, ma questo è palamita. Con la palamita abbiamo deciso di fare un piatto fresco, primaverile, che racchiude molti elementi della nostra tradizione. Rosi, cosa prepariamo allora? Allora, oggi vogliamo proporvi delle busiate con un pesto di mandorle e basilico e il nostro palamito. Allora, qui abbiamo il nostro basilico, dei pomodorini, la cannella, le mandorle, la busiata, dell'aglio e il palamito. Allora, prima di tutto andremo a fare il nostro pesto di basilico e mandorle. Per facilitarci nell'operazione, noi abbiamo preferito tritare prima le mandorle, prima di metterle insieme al basilico, in modo che poi quando le andremo a lavorare con il mix verrà più facile e la crema sarà più omogenea, il nostro pesto sarà più omogeneo. E allora andiamo a mettere le nostre mandorle, il nostro basilico, andremo a mettere l'olio che ci aiuterà ad emulsionare il tutto. L'olio delle nostre valli trapanesi. Assolutamente. E andiamo a emulsionare il tutto. Ci aggiungiamo un goccino d'acqua? Ci aggiungiamo un goccino d'acqua. Dobbiamo continuare a mixare fino a quando non otteniamo una crema omogenea. Il nostro pesto al basilico e mandorle è pronto. Adesso passiamo al nostro pesce che abbiamo fatto sfilettare, vedete, questo è il filetto del pesce sfilettato, e che poi andremo a tritare facendo così una polpa che andremo a passare poi in padella. Quindi accendiamo la nostra padella, ok, l'olio sempre della nostra terra. Aspettiamo che si riscalda l'olio, nel frattempo andiamo a tagliare dei pomodorini che andremo a saltare insieme al pesce. Allora andiamo a mettere il pesce in padella insieme al nostro pomodorino. Lo possiamo anche spegnere. Il pesce quando è fresco, diciamo, non ha bisogno di cotture prolungate o eccessive, anche perché meno il cibo si cuoce, più mantiene le sue caratteristiche organolettiche. Andiamo a mettere un pizzico di sale e a questo punto, a fuoco spento, andiamo ad aggiungere il nostro pesto che ci servirà per amalgamare la pasta. Oggi qui noi abbiamo proposto la busiata, che è la tipica pasta fresca del nostro territorio. Ma è scura, la vedi scura? Eh sì, è strano, è scura, è particolare questa busiata, Questa non è è fatta vero? con grano di turminia, molito a pietra, quindi un antico grano siciliano coltivato in biologico. Bene, allora noi ovviamente la pasta l'abbiamo già cotta. Sì, la vado a prendere in adesso cucina. Vai a prenderla. Ecco la nostra busiata appena cotta. Perfetto. Allora la andiamo a mettere nel nostro sugo e la facciamo saltare. A questo punto andiamo ad aggiungere un pizzico di cannella per dargli un po' di profumo.
andiamo a impiattare. Ecco qua, prendiamo una bella foglia di basilico fresco e il nostro piatto è pronto. Questa meraviglia quanto ci costa? Ma Abbiamo messo quanto? 50-80 grammi di pesce? sì, a porzione sì, all'incirca. Quindi Quindi siamo- diciamo intorno ai 2 euro forse, Ah. considerando la pasta fresca, l'olio, le mandorle. Quindi su per giù questo è il costo del piatto. Quindi un piatto fresco, colorato, Velocissimo da fare. velocissimo da fare e sicuramente buonissimo. Il profumo è... Allora lo assaggiamo per voi. Magari. Quindi buon pescato siciliano. E buon appetito.